Museo Maschere Dolomitiche di Gianluigi Secco, che è una collezione che nasce a fine anni 80 dall'idea appunto di Gianluigi Secco più un gruppo di amici artisti che vedremo strada facendo, con proprio l'intenzione di andare a portare in giro per l'Italia e l'Europa quelle che sono di fatto le mascherate arcaiche delle Dolomiti, in questo caso bellunesi. Mascherate che nascono non con la volontà di fare una semplice festa di piazza, ma con l'idea proprio di essere rito arcaico, in questo caso pagano, che poi con l'avvento del cristianesimo viene inserito in quello che è il periodo di carnevale, ma nel nostro caso mascherate e carnevale non sono neanche propriamente dei sinonimi. Il carnevale è il periodo in cui si inserisce la mascherata. La mascherata che di fatto è un rito, quindi è ben augurante per l'arrivo della primavera e l'estate, e quindi la possibilità che avevano poi le comunità di montagna per ritornare al pascolo e andare a lavorare nei campi e quindi assicurarsi di fatto di che vivere l'inverno successivo. Queste sono mascherate che sono storiche, quindi non si capisce neanche bene da quando nascono, nel senso che sono secolari, e arrivano fino ai giorni nostri e vengono continuate anche adesso, quindi è di fatto una storia che continua, quindi la pratica è vivente e tramandata. I manichini, essendo stati in un deposito per vario tempo, erano abbastanza degradati, soprattutto le lane tarmate, quindi abbiamo dovuto fare un restauro lavando intanto i vestiti, poi sistemando le cose che erano ormai degradate, ricucito, e poi abbiamo risistemato, comunque mantenendo intatto, pressoché intatto, lo spirito di Gianluigi Secco, che aveva voluto questi manichini, e noi abbiamo cercato anche in base a filmati eccetera di riprodurre proprio quello che lui aveva ideato. Quindi il restauro continua perché ci sono altri manichini da restaurare e piano piano avremo la collezione completa. In questa stanza di Palazzo Secco stiamo restaurando due manichini che sono un Matazin e un Laquais di Laste. Questa fascia che sto applicando servirà per agganciare le campanelle che dovranno essere messe sul punto vita di questo personaggio. Poi scenderà sopra alle campanelle, scenderà questo fazzoletto che le nasconde in parte. Quando la maschera effettivamente si muove a passo di polca, saltellando nel corso del corteo, queste campanelle che verranno applicate qui si muoveranno, e oltre che avere questi grandi foulard che girano, questi nastri che lui ha attaccato qua dietro, produrrà anche il suono delle campanelle.